Sono in compagnia di Davide di Filigranarte da Campo Ligure. Ciao Davide. Buongiorno, ciao. Allora, intanto facciamo vedere i bellissimi orecchini, ecco che li sto proprio indossando. Raccontaci della filigrana. Sì, la filigrana è proprio il prodotto tipico di Campo Ligure, è una delle eccellenze dell'artigianato ligure, infatti fa parte anche del marchio Artigiani Liguria. E noi siamo oggi qua a Laigueglia perché, come Laigueglia, anche Campo Ligure fa parte dei borghi più belli d'Italia, quindi in occasione della festa patronale qua di San Matteo ogni borgo poi porta un po' il suo prodotto tipico e quindi noi ormai tanti anni che veniamo, devo dire che è un appuntamento per noi davvero bello a fine estate, allunghiamo un po' l'estate di un weekend per noi. Vero, assolutamente, siete proprio un'eccellenza, quando si parla di eccellenza voi lo siete. Sì, è proprio un artigianato che ha una storia antica, ha origini medio orientali, poi già nel 600 e nel 700 a Genova c'erano tanti laboratori di filigrana e poi da Genova è arrivata a Campo Ligure in un'occasione un po' particolare in seguito a un'epidemia di colera a fine 800. Un artigiano per scappare dal colera è tornato al suo paese natale, il caso ha voluto fosse Campo Ligure e da lì ha preso piede in un modo incredibile fino ad arrivare a più di 30 botteghe in un paesino poi di 3.000 abitanti e quindi da lì Campo Ligure è diventato un po' il centro nazionale di questo artigianato e ancora oggi è conosciuto come il paese della filigrana. Grazie Davide, abbiamo visto già appunto da stamattina tantissimo entusiasmo, tantissimi clienti, quindi ottimo prodotto. Grazie. Complimenti davvero. Sì, è una cosa che essendo anche un po' rara non si trova più dappertutto, si è rimasti pochi a farli, quindi anche la gente apprezza, mi dice sempre non la trovo mai da nessuna parte e poi comunque regalare anche qualcosa di tipico ligure, devo dire anche per i turisti è sempre una bella cosa. Assolutamente, è un'ottima idea, quindi sì. Insomma ci stiamo anche avvicinando, mancano poche settimane a Natale. Ormai sì, noi mentalmente siamo già, perché noi negozianti appena finisce l'estate poi siamo già al Natale, quindi sì, effettivamente bisogna già iniziare a pensare anche ai regali. Zoomiamo bene per i prossimi regali di Natale.